seconda corsia per le Fiamme Oro Roma. È il vincitore di 8 titoli italiani assoluti, finalista a Barcellona 2013, medagliato agli europei di Debrecen del 2012, seconda prestazione all time in Italia in questa gara, Mattia Pesce. E nuoterà in terza corsia, lane 3, representing tuck swimming and South Africa, is the world record holder in the short course, Olympic champion in London 2012, world champion in Barcellona, Cameron Van de Burg. Nuoterà in corsia numero 4, vincitore di 5 titoli italiani assoluti, primatista junior e cadetto dei 50 rana, finalista a Berlino lo scorso anno, finalista agli europei di vasca corta, per l'Italia, per il team veneto, Andrea Toniato. Nuoterà in corsia numero 5, vincitore di 9 titoli italiani assoluti, finalista agli europei di Berlino dello scorso anno, quest'anno vincitore del titolo italiano assoluto dei 200 rana, è già convocato per i prossimi mondiali di Kazan, Luca Pizzini, Fondazione Bentegodi. Nuoterà in sesta corsia, primatista italiano dei 50 e 100 rana, 2 medaglie d'argento ai mondiali di Shanghai 2011, Fabio Scozzoli, Centro Sportivo Esercito. Corsia numero 7, Edgar Crespo da Sal 2000, in corsia numero 8, già medagliato ai giovanili di quest'anno, Alberto Pesce, Sporting Club Noale. E allora ci siamo in vasca con questa prima serie dei 100 rana maschili, una prima serie davvero stellare che va in scena nella vasca di Treviso con Pizzini, già vincitore della gara dei 200, Cameron Van de Burg in terza corsia, vincitore questa mattina dei 50 rana, Cameron Van de Burg che è campione olimpico proprio in questa gara all'Aquatic Center di Londra 2012 e il suo miglior passaggio 28,53, Andrea Toniato in seconda posizione 28,64, Giulio Zorzi a sfruttare la sua velocità di base in terza posizione 28,83, vicinissimi anche Pesce, Pizzini e Scozzoli, ma siamo già nella fase conclusiva di questa prima serie con Cameron Van de Burg in 3. Attenzione alla quarta corsia di Andrea Toniato, Cameron Van de Burg in quarta corsia, vediamo l'epilogo di questa prima serie, Cameron Van de Burg 1:01 e 15 si aggiudica i 100 rana maschili.